Eder, Mac, Pallister. Tra di noi sono intercorse 17 chiamate e provato, minuto per minuto, durata, eccetera. Di queste 17 chiamate lei ne ha fatte 14, cioè lei mi ha chiamato 14 volte e io lei 3. E le mie chiamate sono durate tutte un minuto e mezzo per dire arrivi, non arrivi, cose così, se vogliamo. Abbiamo parlato di tutto, non posso ricordare, ma tutte cose anche banalissime. Lei mi diceva cosa hanno fatto ieri, se era tornata appena se vogliamo, dal weekend. I weekend li facevano di solito ancora assieme, ecco, anche se erano gli ultimissimi. In quei giorni che lei è stata a casa mia, 2 volte si è fermata a 6 ore. È scritto, lei è venuta alle 9 e è andata via alle 3. Il stirare le camicie era diventato il motivo, la scusa anche per lei per dire a Sebastiano vado a stirare le camicie a quel disgraziato, punto. Lui mi chiede cosa ci siamo detti in 16 minuti. Lui insiste a dire che è la giornata del giorno 13. Lei camminava su e giù per quella come in gabbia, mentre io la tormentavo, e una persona normale sbatte giù il telefono. Invece lei è rimasta lì, secondo lui, ad ascoltarmi, io che la istigo a chissà che cosa. Mentre invece è risaputo che lei in quel momento era non in casa ma al numero 77 di Via Giulia, che per noi è il supermercato che è lì. Lei là ha fatto i suoi 77 passi, per cui, o 57 quanti sono. Camminava in corridoio di quel supermercato. Sebastiano fortunatamente per lui ha un alibi perfetto. Per me è fasullo quell'alibi perché lui è stato registrato per 3 ore nel suo magazzino e chissà come e perché dalle 9 a mezzogiorno il suo telefono è spento. Non lo ha mai fatto nella vita di spegnere il telefono mentre è là, ed è una. La seconda, che è perfino più importante, lui ha dichiarato che alle 9 di mattina era a consegnare i coltelli nella pescheria di Galleria Rosoni, giusto? Eccolo, alle 9 di mattina. Falso, perché lui quei coltelli li ha consegnati alle 18 della sera prima e sono le prove provate che quei coltelli sono stati consegnati alle 18 della sera prima, non c'era nessuno, li ha lasciati là, la mattina dopo li hanno trovati, perché per bocca di testimoni, tutto questo, e lui la mattina alle 8 era in Via Giulia ad aspettare Liliana che doveva venire alla Wind in Via Battisti. Via Giulia e Via Battisti è un tutt'uno di via, ecco. Alle 9 lui era là. E c'è molto che non torna anche sulla GoPro. Ci sono un sacco di incongruenze nei tempi della GoPro. Anche, non solo, lui che avrebbe dovuto fare una ripresa, secondo me, da profano, cioè tu accendi una GoPro e fai in giro in bicicletta e riprendi tutto. Lui ha fatto 20 o 30 pezzettini da 1 minuto e mezzo, da 80 secondi, eccetera. Pezzettini che dopo ha elaborato, messi insieme. Che razza di prova è? Lui sbandierava praticamente da subito, nei suoi commenti, il suo alibi perfetto. Ho ascoltato il primo pezzo del tuo video e la cosa che salta subito, quando dicono che la rete non presentava alcuna cosa, invece non è vero, perché l'unico pezzo della rete che è totalmente piegata verso il corpo, cioè dalla parte del corpo, diciamo che se uno sta di qua la piega verso l'esterno per buttarci il corpo, è dove è stato ritrovato il corpo, è totalmente piegata la rete, come se qualcuno camminando ha preso sto corpo, ce l'ha appoggiato e l'ha buttato per terra, è totalmente piegata. E io ho le foto mie che ho fatto, ma ci sono anche le foto del sopralluogo, sia di sera che di mattina, e si vede perfettamente che la rete è tutta piegata in avanti, ok? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.